Buongiorno a tutti ragazzi, incominciamo con una notizia, diciamo, non tanto bella, diciamo, una scossa di terremoto è stata registrata poco fa ragazzi, anche se non poco, però alle 4:57 di stamattina, alle 5 diciamo ragazzi, al largo della costa calabrese, nel Cosentino. L'ipocentro fortunatamente è stato molto profondo, 267 in Calabria, sì, chilometri, però in seguito a questa scossa, sì, l'hanno sentito, comunque è stato fermato addirittura, la circolazione ferroviaria è stata sospesa 3 anni, quindi stanno cercando di vedere se ci sono danni o danni. È un terremoto a Calabria, tanto per cagnà. Ciao Gianluca. Sì, i treni sono rimasti fermi per un po', poi comunque sono ripartiti. Comunque la cosa diciamo strana è 4.2, profondità esagerata 267 km, eppure l'hanno sentita. Cioè pensa un poco, a volte dicono che più profonda è, buongiorno Teresa, e più o meno si sente, poi non si sa. Però secondo me deve essere stata forte perché 267 km l'hanno sentita, bah. Di solito l'incontrario più o meno profonda è, più si sente, cioè più superficiale è maggiore la scossa, diciamo che la popolazione avverte, però in questo caso l'hanno sentito lo stesso. Ciao Letizia, ciao. Quindi non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose, solo i treni che hanno bloccato Calabria, diciamo a Cosenza più o meno, nel Cosentino. Una scossa di magnitudo 4,2 a profondità esagerata, come ho detto, 267 km. Però ciononostante, ragazzi, è stata sentita. E vabbè, allora non l'hai sentita Letizia? Oppure te ne sei andata da lì? Perché comunque dicono che tante persone l'hanno sentita, addirittura i treni li hanno fermati, alcune diciamo linee, ciao Domenico, sono state interrotte per vedere diciamo se ci sono danni. Eh sì, purtroppo non ce ne stanno. Guarda, io l'ho detto, le belle notizie stanno nelle serie TV. Eh sì, informati in effetti, sì. Quindi secondo me belle notizie ragazzi. No, la febbre è passata, diciamo che adesso stamattina era 36, quindi normale. Un po' di mal di testa, un po' di mal di tutto scassato, come dico io. Però la febbre si è abbassata, sì. Ma sente tutto, però sì, Letizia, vabbè. Però alla fine, oggi perlomeno fino a mo' niente febbre, quindi stamattina ho misurato 36,2 era. Quindi me non fa pensare. La testa proprio Dennis, sa come facevo? Mi sono un po' valari proprio. In effetti un po' la gola, un po' la testa che mi scoppiava proprio e dolori diciamo articolari, diciamo. Ieri ce l'avevo a 38 e mezzo, ho sballato ieri. Ieri ho fatto giusto 3-4 video proprio perché non ce la facevo proprio. Però lo stesso mi scocciavo di stare nel letto perché è abbastanza, diciamo, rispetto a ieri il mal di testa è stato più leggero. Allora, pure mezzanotte credo. Guarda, pure io la scorsa settimana, quello ho detto, ho preso quel virus intestinale. Sì, ho preso il virus intestinale, ho detto mamma mia, però senza febbre, la verità.
Però mi sentivo questa nausea, questa cosa, però sono andato in farmacia e ho detto no, no, questo è il virus che corre. C'è chi prende la febbre e chi no. Vabbè, sì, sì. Poi, questa volta ho preso nulla e c'ho la febbre. È una scossa, diciamo, a largo della costa calabrese nel Cosentino. No, no, nulla, è un virus che sta correndo perlomeno qua a Salerno, tutti quanti nausea, mal di stomaco, febbre, diciamo sta roba qua era, non era nulla di che ho mangiato, no. Purtroppo come vai a casa di qualcuno che non si sente bene qua a salutare cose, sono andata da mia cognata che non si sentiva bene, aveva questa cosa, quella è una cosa virale, quindi subito prende. E dopo 2 o 3 giorni, io. Mo mi è venuta questa qua, ma la dottoressa mi ha detto che tutti quanti stanno con questo virus mo. Quindi ha detto non preoccuparti, mettiti a letto e buonanotte. Anche se a me mi scoccia di stare nel letto, figuriamoci, non ce la faccio. Devo avere proprio la febbre esagerata, allora, come è successo ieri a 38 e mezzo, stavo mezzo proprio scioccato, allora. Eppure mi sono alzato un sacco di volte. Quindi ragazzi, confermo la notizia, qua magnitudo 4,2, registrata alle 5 di stamattina sulla costa calabrese. No, no, nulla, nulla, sono solo... hanno sospeso la circolazione ferroviaria per vedere se ci sono danni sulla linea. Hanno fatto 2 linee in effetti, tra Cetraro e Longobardi, che sarebbe una linea tirrenica in effetti, e tra Paola e Bivio Pantani, cioè sarebbe Paola Cosenza in effetti. Ora i tecnici stanno verificando se ci sta tutto integro, questo hanno fatto, diciamo. La linea Paola Cosenza è già stata riattivata perché stava bene, mo stanno controllando quella tra Paolo e Bivio Pantani. Sì, sì, in effetti sì, mi sento ancora molto, diciamo, scassato, detto napoletanamente. Però, come si dice, deve passare. Vabbè ragazzi, vi saluto, grazie a tutti che vi siete interessati come stavo, non vi preoccupate, per il momento ancora mi dovete sopportare. Quindi ci sentiamo alla prossima ragazzi, tanto oggi senza febbre non sto a letto. Cercherò una buona notizia sperando che ce ne siano. Però ragazzi, queste sono le meno terribili, poi ci sta di peggio. Stamattina ad esempio ho aperto, ve lo dico a volo senza fare neanche un video. Ho letto una ragazza del nord che aveva fatto 5 anni fa un forte incidente, era stata estratta proprio dalla macchina più morta che viva e se dopo una lunga guarigione si è ripresa. Grazie Valeria. Poi all'improvviso, ragazzi, questa ragazza 2 settimane fa si è ammalata di una brutta malattia, come sempre. In 2 settimane la ragazza stamattina purtroppo non ce l'ha fatta. Cioè quella non è morta quando davvero la credevano morta, poi una stupida malattia che ancora non si riesce a trovare una guarigione se l'ha portata via in 2 settimane. Quindi a volte vedete, io non potrei fare tutti questi video, sarebbe troppo drammatico. Queste sono le notizie meno, diciamo, drammatiche, perché sennò ci sarebbero da dire veramente da tagliarsi quasi le vene per tutte le brutte notizie che ci sono. Quindi, a parte che mi occupo, diciamo, dei terremoti e queste cose qua, però se vorrei parlare in generale, ma a volte può darsi pure che il microfono, può darsi che il microfono del computer, non lo so. Comunque ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo dopo, tanto la febbre non dico che è passata, però per ora ce la faccio stare, diciamo, a fare video.
Ci sentiamo dopo ragazzi, sperando di trovare una buona notizia. Tanta volta la trovo. Sto provando a cercarlo ragazzi ma non ci riesco. Ciao, grazie Valeria. Ciao ragazzi, ciao, grazie a tutti.